come da tradizione, la nostra commedia coincide con la ricorrenza di San Giuseppe. Anche quest'anno, come da tradizione, la nostra commedia coincide con la ricorrenza di San Giuseppe. Naturalmente facciamo gli auguri a tutte le persone che festeggiano l'onomastico. Auguri! E non vogliamo dimenticare in questi particolari momenti il nostro affettuosissimo amico e fratello Carmelo Bulla, che si rendeva disponibile a collaborare per la buona riuscita di questo evento, assente fisicamente, ma presente moralmente e spiritualmente. Carmelo. La compagnia teatrale San Filippani presenta una commedia in due tempi di Camillo Vittici dal titolo Quel maledetto gratta e vinci. Vi do un breve accenno della commedia. Il signor Giovanni non può fare a meno ogni giorno di comprare un biglietto del gratta e vinci, nonostante il dissenso della moglie. Un giorno però la sua costanza viene premiata. Il resto lo scoprirete fra poco. Buon divertimento a tutti. Concetta, che vita brutta, vuota, noiosa. Ma che avrà la tua vita per essere brutta e noiosa? Niente, basta tu. Adesso stamattina faccio colazione e fino a mezzogiorno non so che dove a fare. Tu che non sai che dove fare. Mentre io invece la mattina appena mi suso, mi faccio la croce, mi bevo il caffè e tutta la giornata non posso vedere, cucino, faccio la spesa, lavo, stiro. Non mi fermo manco un momento e tu sei sempre stato senza fare niente, ma com'è possibile? Caro Giovanni, ma tu? La capita, ma quando che stai? Ma quanto? Faceva la guardia notturna e non ti piaceva, certo, perché la notte non dormiva e che sono? Ti stancava naturalmente. Facci sta la guardia forestale, ma quanto? Per poco tempo, cioè, i sciati della montagna erano tutti in salita e ti stancava. Faccio sto tassista, ma caccio su cose se io non so contatto, se devo caire, non ci è piaciuto da fare, non finisce. Oh, solo Pignolo, perché le vie ne conosceva. E la cosa più bella, lo sapete quale è? Quando è stato assunto alla Dormeflex, ma sapete che c'era da fare già? Aveva collaudare i matarazzi, aveva
passare col canto 2 ore. E che ci stancava, ma che si trova? Ma va, vergogna, vergogna! Non ti è piaciuto mai di fare niente. Comunque, sempre per 40 anni travagliai e ora qualche capriccio non posso passare. Qualche bicchieretto di vino, un bigliettetto da gratta e vinci, non si può mai sapere. Che certo, carattere e non vince mai. Sì, ma si tratta di €1 al giorno. €1. Ma tu lo sai, €1 al giorno quanto sono? Ah, lo sai. €1 al giorno in un anno sono 365 euro. E so io, adesso 765 euro. E che passa la lavatrice? E la lavasse che roba male, Però, se vediamo, oggi che lavatrice. Che delusione, che delusione! E come si fa? E a pensare che quando io ero mozzita, ma quante promesse che mi facesse, E io sarei morta d'amore per te. Ma tu, ma che mi rispondevi? Che mi avevi sopportato i giorni? Vergogna, vergogna. Ma prima o poi va a finire che muore da bimbo. Veramente lo dice sempre, ma non capita mai. E poi, quando capiterà, saremo di nuovo lassù insieme. Come sempre? Vuoi dire che magari lassù siamo insieme? Sì, certamente, anche lassù saremo insieme. No, cara, ti ricordi che ne adesso carino quando ne maritammo? Finché morte non vi separa. E quindi tu del lato e io dell'altro lato. Bravo! E chi era l'amore che tu giurassi per me? Ciao, mamma. Lavoro finito, mangio qualcosa e stasera esco. Cosa c'è di buono? Cosa c'è di buono? Stasera si mangia aragosta, gamberone, caviale e champagne, capito? Pane, mortadella e acqua. Mammi, stasera grandi eventi. Che sono questi grandi eventi? Esco con un nuovo ragazzo. Ma chi ha questo ragazzo? È uno che mi sa apprezzare, ha detto che ho una meravigliosa carrozzeria e 2 splendidi airbag. Mi raccomando, c'è a dire di rispettare questa carrozzeria, a noi che ci rombo a marmitta. Tranquillo, tranquillo. Finalmente ho trovato il mio principe azzurro. Se vedessi che occhi, e che occhi, e ha una bocca, e che bocca. Scoperte che c'è una naso, vero? Penso di sì. Ce l'hai presente Richard Gere? Identico. Comunque, cioè devi dire al tuo ragazzo che se fai il cretino con te, io gli spacco la testa. Ma chi è questo biglietto che hai in mano? Ma questo? Non sono tu gratta e vinci che mi accatto tutti i giorni. Ovviamente un euro pezzato come al solito. Va, pigliate una moneta che ora Se tale. lo prendo io, se lo prendo io. E come sa fare sto viziazzo? Non voleva mai. E grazie, tarata. Rattam. Bi. Che succede? Ramano! Salve,
Guarda, sì. Che c'è scritto? Ma calmate. Il milionario, ma che sono tutti i biglietti, c'è scritto. Sotto. Vediamo, vinci fino a 400 milioni di euro. Bene, auguri, ma come ha detto la mamma, in tutti i biglietti c'è scritto. Che hai citato? Sotto ancora, più sotto ancora. Vediamo, fammi guardare gli zeri. Mamma, 400 milioni di euro. Che ora che facevo? Io mi stai sentendo frastornato. Io non lo so come fare. Io lo so, per prima cosa compriamo una bellissima macchina, abiti firmati e per finire un bellissimo appartamento dove andrò a vivere col mio ragazzo. Ma sei scema? Aspetta, calma. Mi è sangue congelato. Intanto, per prima cosa, ma vedere come la mappeggiare queste soldi? Semplice, si deposita da un notaio. No, io non mi fido di sta gente. No, che poi capace che dice, che è successo? Allora direi di metterlo in banca. Che è a banca? Che poi ci sono tutti impiegati da banca per non sapere dalla nostra vincita. Il tempo di io lo sanno tutto il paese. No. E allora? Io sono sempre dell'idea di darla ad un notaio con tanto di ricevuta e fotocopia del biglietto, poi lui va a riscuotere la vincita e ce la dà a noi, semplice. Appena per tutti vengono a sapere di sta vincita, poi ne domandano prestito, poi ne domandano regalo, poi ne domandano pizzo. Ci siamo consumati. Ma no, facciamo cose di me, non ci male, niente ci Sì, male. a noi ce ne fanno un monete di crepacone. Io direi di metterla alla posta, così danno dei bei frutti. No, a posta c'è chi da 5.000 impiegati, che poi me li chiede il giornale, e è tutto il paese. No. Vero, hai ragione. Che mi andavo, come io parla, ma poi c'ho un po' da che sa che, e tutta la privacy, se vanno a fare bene. Buongiorno! Sì, porta questo no notare. Teresa! C'è permesso! Oh, ma Mi stai vedendo la sud di Buongiorno solo! bravo. Poi su parla? Niente, ma ci stava dicendo a Pugettina che ella sa per tutti i costi del paese. Non bisogna sparare mai dei cristiani. Giusto Giovanni! non si parla mai. Non si parla mai dei cristiani! No, per carità. Che ne sta a fare, Teresa? Fatemi a tagliare la sola! Che sapore, Scusate, Brigittino. Che succedeu? La figlia di Carmela spara Paolo. Figlia bionda, ossigenata, sono tutte bianche. Io nel paese incontrare un produttore cinematografico. Ma va? Che la lanciare in un mondo dello spettacolo. Io davvero, ma cosa? Però mi raccomando, capi parole e carresto. Casò e carresto di caimcia non esce niente. Cosa disti? E Peppina ha già giunta. Ce la finirà a casa all'asta. Che sventura, amoretta. Dice casa marito è il giocatore do casino. E perdivo tutte cose. Oh, meno male che io te ne sparra incontro. Formicia. Oh, vai a contare un'altra cosa. Giovanni. Va a ricordare a Ciuccina, abbi capisci, Giovanna, abbi capisci. Va a ricordare. Tu ne sta, mi gioca da petto. Ora c'ha
Una villa a piscina. Ma davvero? E come? L'autista. La persona di servizio 24 ore su 24 ore. Ma Dopo che cosa c'è? i mali rincominciano. Che già sa faccia cucchino con l'onorevole Armando Vogliotto. Oh. Siccome gli avevano tanticchia di terreno, ma non valeva niente. Il ci fa variazioni a terreno edificabile. Lo pensavo e pigliavo un sacco di soldi. Che fortuna che c'è la gente. Ah, come si vede casa tesoro, casa avete tutto di tutto. Oh, questo non lo permetto. Io sogno muta. Come una donna. Inizia come una tromba. Ah, dimenticavo. Basta Teresa, basta. Basta. Che piacere cose di cristiani. Basta. Ma non raccontare una cosa mia. Io venne per questo. Io cosa sono una raccontare che le dà gente. Io mi ho comprato un biglietto gratis e vinto. E ho vinto. Hai vinto. Anche tu. Come? Dice che uno non sta paese. Io cavo e faccio 10 euro. 10 euro. Io l'ho fregato 50 euro tonti. Ma che fortuna, ma che faceste? Che mi tornei? E che facesti? Che perdi? Ma che si fa? Che si torna? Male, 1 euro al giorno, su 365 euro l'anno. Mario caro, è vero concetto. Mai, io caro, no. Vero, però a mia, un colpo di fortuna, mi facessi comodo. Che a tutti facesse comodo un po' di fortuna. No. A mia mi facessi più comodo. Perché magari l'occhio vuole la sua parte. Ma che c'entra l'occhio? Dicevo dell'occhio, perché il dottor Oculari mi ha detto che sono presbitera. Ma guarda che si dice presbitera! Sì, che si voleva dire? Se ne sa il presbitera, tutti che si voleva dire. Io mi devo operare e per l'intervento ci vogliono quasi 5.000 euro. Gli cuccellavi! È vero concetto! Gli cuccellavi. Ciao zia Teresa. Ciao, nipotina mia! Dove vai? Come sei bella, nipotina Vado mia! a fare shopping, ho bisogno di comprare scarpe, vestiti e borse firmate. Ma scusa, ma che soldi cari? Guadagni? Ti puoi permettere le cose fermate, figliuzza mia? Teresa, Ieda, piccerella, voglio tornare da miseria di stipendio che c'è dono. Cosa ne va a fare pulizia al negozio? Ma mamma, ma che ce lo possiamo permettere? Ma permettere cosa? Ma ho voluto fare capire che sto mucciando, caro. Ma permettere di sapere magari non mi già avanti, ma caffè la vedo troppo sciupata, cioè la mia roba. E perciò... Ma Da sola mi moglie. Uffa, sono l'eterna ingombresa, nessuno mi capisce. Io mi stai riendo perché si fece tardo e vai. Però vi raccomando che tutto chi deve contare casi, parole e carezze. Casoi, parole e cadere di caenza non esce niente. Pace e bene a tutti gli abitanti di questa casa. Io non ci abito in questa casa, anzi me ne stava ieri. Arrivederci a tutti. Vai, ora da casa vengo magari. Che io non gioco a niente. Ciao Filippa, ciao. Che cosa dobbiamo il piacere della visita del segretario del parroco?
Io mi stai girando tutti i casi da parrocchia. E qui, Don Gaetano, il nostro parroco, ecco, che cosa sta facendo una colletta. Fra tutti i parrocchi. Sì, perché cosa? Perché la Carolina è vecchia e sta perdendo colpi. Ma scusa Filippa, io a sta Carolina non la conosco, però da Gaetano, ma non può recuperare all'ospizio sta Carolina. All'ospizio? Ma che dice Concetta? La Carolina è una campana. È la campana più vecchia che ci sia. E ha bisogno di essere sistemata, se no fa conto che casca. Ah, ho capito. Allora, quanto da mandare? Dipende dalla vostra coscienza e dalla vostra possibilità. Filippa, coscienza ne avevo tanta, ma possibilità zero. Giovanni, ti piace 5 euro e cinone? 5 euro? Ma non sono assai. Aspetta, vediamo un po' come trovo una sacchetta. Ma guarda, 2 euro c'hai, ti bastano? E non sei 5 euro ora? Che stiamo c'hai? Però, certo cavalieri morti di fame. Oh, morto di fame no, ma che pezzo no sedere? Sì. Ma io vi auguro che questa campana suoni sempre giorni di gioia per voi. Pace e bene, pace e Pace bene, e saluta Don Gaetano. Ok. Concetta, lo sai che stai pensando? Stiamo a Gina, che c'è parlare. Gina! Dove papà? Arrivo, mami! Ai, che fa sonno che avevo? Gina, ho deciso che vai in un notaio truffaldine e va piglia i soldi. Finalmente così posso fare delle compere. No, sa fare tutto in silenzio. Non voglio sapere tutte queste cose. Anzi, per un periodo, sentite, ama fare capire che siamo poveri, poverissimi, una miseria che ora. Avete capito? Capiamo. Ah, dammi nelle gabbane. Andiamo. In questo breve intervallo ho il piacere di chiamare sul palco il signor Giuseppe Di Guardia, che reciterà una delle sue bellissime poesie dal titolo Rattanno Rattanno. Buonasera, io ho scritto una poesia che è dedicata a Grattevigi, è scritta in dialetto siciliano come la commedia che stiamo ascoltando e descrive un pochino cosa succede quando uno si mette in testa di iniziare seriamente a giocare con Grattevigi. Guardate un po' cosa succede a questo personaggio che va a giocare i soldi che prende al Grattevigi. Rattanno, rattanno, scoppiavo come una malattia alle meningi, tentare la fortuna con l'oratta e vinci. Appena si passa davanti a un tabacchino, si piglia subito lo borsellino, si trase con premura e muti, tagliando le cifre che sono vinciute. Ormai la speranza è solo una, avere un gran corpo di fortuna. Mise in ragione per non essere disturbati, cominciano per le meduse a gran grattati, 1000, 10.000, 100.000 e milioni e toccarate come milioni.
Appena capisci che non c'è niente da fare, ne catti un altro e continua a grattare. E rattando, non ti accorgisti che i soldi che avevi tutti perdisti. E qui ci guadagna, e lo Stato e lo tabaccato che ti pigliavo per lo panaro. E tu resti con la speranza che ogni giorno rattando ti inghia la panza. L'unico consiglio che ti posso dare è levati su polici e finiscila di rattare. Silenzio a tutte. Wow, c'è casita conoscenza della nostra vincita. Mi raccomando di tenere la bocca chiusa e la lingua al suo posto. Ce ne console. Infatti, non fare capire niente. Stavo vestendo le robe più vecchie che c'avevo. Per fare capire che siamo poveri. Anzi, poverissimi. Come ti carica sul mio vestone? Vediamo girare. Deve essere più modesta. Comunque, può cominciare, può andare. Ma come che modesta? Ma tutta la vita che siamo poveri. Ma allora, va bene che ora vincere queste soldi? Siamo a fare sempre i pezzetti, Tranquilla donna, dammo tempo o tempo. Magari tra un anno. Cosa fra un anno? Ma sei pazzo? Guarda che se continuerà così, io chiedo la separazione e tu mi doni la metà dei soldi. Perché io questa vita la voglio fare. La tua metà un giorno, ti faccio notare, con biglietto l'ho giocato io. Maledetta magari i soldi, maledetti i soldi. Io tu sempre racconti e ora questo schifino di soldi mi stavo uscendo di acqua. Come fai? Sembra una strega? Pazienza, pazienza. Un papà dice, dopo un periodo di tempo, ma devo uscire che siamo poveri. Calma e senza premura, perché ora da sta casa si fa che giocare qui io, perché sono il proprietario di tutti i soldi. Per ora lasciamene stare in una banca a Catania, dove ne consigliavo il notario, il ciofardino. E noi come vedessi, ma dimostrare la povertà più assoluta. Tant'è che io mi venivo magari alla macchina e mi scattavo in una bicicletta, però da donna, stavo con la Ma scusami, ma non è meglio suscitare invidia che una profonda pietà? Avete ragione, però non sapete quanta gente viene a tomare a soldi? La mafia non ha lasciato. No, la mafia l'ha saputo me. No, non ci sono soldi, la mafia arriva sempre. Per ora, lasciamole stare una banca, come non consigliamo un direttore. Anzi, a proposito, che ti dice un direttore? Ho prelevato 10.000 euro per le spese quotidiane. Il resto l'ho investiti in titoli bancari che dovrebbero fruttare il 20% all'anno. Il direttore della banca? Con l'euro che ne ricavamo 400 milioni di euro. Io sono felice, vado a parlare stasera, sono felice. Giovanni, Concetta, siete la luce dei miei occhi. E che ne sta pigliando per lampadine? Di più. Grazie al vostro buon cuore, alla vostra generosità, il Signore ne renderà a me. Io resterò grata per tutta la vita. Ma che è sta storia di tutte queste grazie? Scusa Giovanni, ma non diresti niente, Concetta? No, ma perché? Che mi va a dire?
Senti Giovanna, la faccio una camomilla e tu massaggino fuori, come fai? Non so perché, ma quando mi fare camomilla e massaggino fuori, vuol dire che ci sono cose serie e preoccupanti. E quindi? Ti ricordi che Masoro stava a fare l'intervento della cataratta? Quell'intervento l'ha fatto. E allora che ci costa 5.000 euro, Giovanni? Mi fa piacere che con 5.000 oddio. Aspetta un minuto, ma tu sti soldi, ma non ne pigliaste? E che feci rubare? Che mi regalavo un tesoro? Ma quale solo? Lo sai che noi una solo solo? Oddio, Concetta, che ci regalaste tu? Sì. Ah, io potevo lavare meglio, se ne vedo. Mi sto sentendo male. Giovanna, ma non chiedo, ma non sei ragazzi. Non mi facete venire nessun remorso, Giovanna Smarina! Giovanni! Ma chiamo il dottore Giovanni! La mia mi sta venendo magari a destra! E come va a fare? Che c'hai? Si sta sentendo male? Aspettate, calma. Facciamo un massaggio cardiaco. Che c'è? Calma, e facetemi ripigliare. Non fare scandale. Ora voglio sapere chi è sta storia. Ma quale storia? Caramba, la scema! La storia di 5.000 euro che ci dai sta regalando al tesoro! Ma perché? Ma che fece male? Male! Malissimo! Una catastrofe! Ma guarda papà che non è successo un terremoto! Lo dicete voi! Traditrice che non si vediamo! Ora tutti che vanno una tupolina alla nostra porta! Che facciamo? Guarda, ci leggiamo avanti. Sì, avanti un giorno! Io voglio fatto sempre in questa casa! Che disgrazia! Ma io ora me ne vai che mamma già almeno già mi parlerà! Mi battevo un bicchierino! Che disgrazia! Che disgrazia! Oh! Non finisce qua! Non finisce qua! Ma che dici? Non ci ho messo andando un paradiso. Che vuoi? Che sono io che non può aiutare. Che dici? Ci faccio male da riesa. Ma tu dai cose. Proprio tutta? No, qualcuna sì. No. È così che vengono in soccorso. Speriamo che ci cagionate santa pace. Perché ho il libro, si chiama Moce. E che sta una canna verde. Che guai che fuori questi soldi. Incomincio, mami. Comincia tu. San Marcello. Aggiusta giù cervello. Liberaci di sto strazio. San Clemente. Si stende ciasomenti. Santa Modesta. Repara so testa. San Giuseppe. Fa che per strada non inceppi. San Geremia. Portalo sulla retta via. Santa Letizia. San Lorenzo. Non smettere di fare lo stronzo. Gesù! Sono queste le litanie che fanno le mie parrocchiane blasfeme. Oh, ma c'è Greta! Benvenuta! Filippo! Ma sa, padre Gaetano, ogni tanto
Le preghiere bisogna personalizzarle. Ma queste non sono preghiere. Almeno potevate dire il rosario e chiedere perdono dei vostri peccati e per essere rivestite da carnevale, quando il carnevale non è oggi. Ma come vedete siamo gente povera, povera. Guardate come siamo ridotte, guardate. Stiamo precipitando nella miseria che occupa nera. Ma a che cosa dobbiamo l'onore della vostra presenza? E per via della Carolina. Ancora con questa campana? Già che ci siamo, dovreste darci una mano d'aiuto, una buona mano d'aiuto, anche per il tetto della chiesa che fa acqua da tutti i buchi. E quindi mi appello alla vostra generosità. Ma con Gaetano, ma con tutti i ricconi che ci sono a sto paese? Appunto, se non andiamo dai ricconi, da chi dobbiamo andare? Ma c'è qualcosa che non guardo, o almeno una storia più. Ma dai, Concetta, lo sappiamo tutti della vostra favolosa vincita. Oh, carissimo Don Gaetano, Giovanni. Sabbia dica. Ho sentito parlare di vincite, ma qui è Caviccio. Ma dai, Giovanni, la tua favolosa vincita al Gatta e Vinci. Lo sappiamo tutti. E che ce lo disse? Teresa, la sorella di tua moglie, dice che avete vinto una favolosa somma al Gratta e Vinci e gli avete regalato 5.000 euro per l'intervento agli occhi. Oh, Madonna Dolorata, sante tutte del cielo, angeli, arcangeli, serafini e cherubini. Comunque, la chiesa, siamo venuti nel posto giusto. Ormai manca poco per ultimare i lavori della Carissimo chiesa. Giovanni, per finire di pagare i lavori della chiesa manca pochissimo. 1.000 euro per la Carolina e per voi sciocchezze. Per il tetto della chiesa una sommetta un po' più impegnativa, però per voi che avete vinto questa favolosa somma sono piccioli. Cioè, posso fare una domanda, Don Gaetano? Apri il tuo cuore. Che sarebbe un peccato mortale se io strozzassi la presente concetta? Una persona così generosa, altruista, Così disgraziata? Ma certo che sono buona e altruista. Ma quando hai alla prima che tanto mamma che venire a te, io? E così la avevo, e così si le capisce, E per non parlare quando c'hai a stechezza. Sempre io, ma c'è carità, e chi so chi? Non è essere buona, non è essere. Basta non parlare più che mi sto facendo chiamare nervosa. Mi sto facendo chiamare. Questo non è essere Certo, buona. che la signora Concetta è una persona brava, buona e generosa. Basta pensare alla buona azione che ha fatto nei confronti della sorella. 5.000 euro. Non è che sono noccioline. Infatti, e facetecelo capire a mio marito. caro Giovanni, tu non sai quali meriti ha Concetta davanti al Signore. Adesso, carissimo Giovanni, Adesso
Signor Giovanni, lei deve fare una generosa offerta per i lavori che si devono fare in chiesa. E le indulgenze che ricevereste ad aiutare la Chiesa, la vostra Chiesa, pensate quanti anni in meno di purgatorio fareste? Il purgatorio a concetta non serve, perché ella se ne va dritto a un verso, nessuno ci va sola, ce la mangio io, ma cos'è? Giovanni, per favore, la smetta. Allora, ragioniamo un po'. Facciamo due conti. Posso? Viva, calcolatrice. Ecco il reverendo. Facendo un calcolo approssimativo, una cosa per famiglia, una specie di 2 per 3. A occhio e croce, conoscendo bene i miei parrocchiani, sia per sentito dire, sia per le vostre confessioni, immaginiamo che dobbiate fare una cosa quasi certa. Un momento, potete stare tranquilli. Vi posso assicurare che Don Gaetano non sbaglia mai. Ammettiamo che dobbiate fare 4.000 anni di purgatorio. 4.000 anni? Ma non sono assai! Augurati che il Padre Eterno non abbia sentito le tue litanie, che se no sarebbero il doppio. Dunque, ammettiamo che siano 4.000 anni di purgatorio. Comperando le indulgenze, mettiamo 1 euro ciascuna. È ragionevole? Ma insomma, 1 euro per un anno di purgatorio mi pare giusto e conveniente. Ma che cavolo di discorso tutti e due state facendo? Giovanni, zitto, pensa alla tua anima. Allora, riprendiamo, calcolando. $4.000 anni a 1 euro ciascuno. Finita la batteria. È semplice, Don Gaetano. 4.000 diviso 1 fanno 4.000. Ho un genio di segretaria. Allora, 4.000 euro che corrispondono, guarda caso, ai soldi che servono giusto per la campana e il tetto della chiesa. Voi il purgatorio ve lo scordate. Giovanni, che facciamo? Vuoi guadagnare, non vogliamo guadagnare? Ma manco un'idea, un'idea. E poi c'è sicura che avremo diritto no paradiso? Sì, all'inferno vorrei dire. Diritti veloci come un jumbo jet. All'inferno, Giambo Jet. No. Morire mio marito quando è religioso. Accetta subito che sì. Signore, perdonala, perché non sa quello che fa. Gina, porta 4.000 euro. Pensate che leggero ora. Signore, fa che un fulmine colpisca la moglie. Grazie per la vostra generosità. State sicuri, il paradiso sarà vostro. Sì, per sempre, per tutta l'eternità. Pace e bene, generosi benefattori, pace e bene. Io mi pare che siamo un verno
mannaggia, mi pare che si può un verde. 5.000 euro a Teresa, facciamelo a barreno e tu me la Ne restano altri 1.000, ma se dobbiamo comprare l'auto, non bastano. e allora che facciamo? Che dice? Tu sai che stai pensando? Gina telefona a banca e ci dice di preparare un'auto a 10 euro, vai e crepa la varizia. Forza, Ma 10 euro? Ma con 10 euro per la macchina? Ma mamma, papà voleva dire 10.000 euro. Sì, vabbè, tanto Forse te le danno fai. tanto. Amore, di pigliare. Amore, di pigliare. Direttore, buongiorno, sono la figlia di Giovanni Bracciocotto. Le volevo chiedere se mi poteva preparare 10.000 euro. Mi scusi? Non ho capito bene? Velenosi? Ma cosa c'entra velenosi? Ci sono i topi in banca? E che si mangiano i soldi, ma sono... Ah, tossici! Più o meno è la stessa cosa. Ma si spieghi meglio? Allora, che c'è? Che succede? È meglio che prepari la solita camomilla a papà. Perché Perché a camomilla? Perché i titoli che ci ha consigliato il direttore della banca sono, come che ha detto, tossici. Vuol dire che Ma che si parla un disco che parla? vuol dire che non valgono più niente. Come niente? Che vuol dire? Niente, tutto è andato in fumo. Tutto! Ah, Come l'hanno tutto? solo carta straccia. Sentite, almeno che ci siamo. Mio marito si vuole scattare una macchina, ha visto di bisogno. Teresa, disgraziata! Ma io a te ti ammazzo! Non ti fare venire lo sparacone! Anzi, ti ammazzo! Ascolta, non ti fare venire lo sparacone! Anna solo la strada! Il prodotto! Ma come stato per una pensione ti torno! E ti torno magari! Non hai capito? Disgraziati, non consumare! Per consumare! Luca, stai? Io lo so fare. Sentite amici miei, da qualche parte ho letto che con i soldi si può comprare una casa, ma non un focolare. Si può comprare il cibo, ma non l'appetito. Si possono comprare medicine, ma non la salute. Si può comprare il sesso, ma non l'amore. Belle parole dico io. Ma voi sapete come la penso? I soldi sono come l'acqua di Lourdes, piena di microbi, ma fanno miracoli. Grazie a tutti. Per la prima volta. Adesso, chi era il Garofalo? Gina, anche lei per la prima volta
Gli devo fare un applauso, scusate un attimo. Madre Gaetano, quello vero. Sì. Che nel domani Io voglio fare un applauso quest'anno per vari motivi. La signora Adriana Politi, Maria Zermo non è stato possibile recitare, quindi un applauso va a loro. Grazie ancora a tutti gli attori, quelli a vista e quelli nascosti, ma un grazie di cuore anche perché questo viene fatto, al di là della piccola cifra, viene fatto solo per continuare questa tradizione per San Giuseppe, che è una tradizione molto bella in Sicilia, molto significativa. Noi facciamo questo, altri fanno altre cose, l'importante è che compiamo ogni cosa con grande gioia e con grande affetto. Un applauso. il nostro supporto è Maria, perché è la suggeritrice, se non ci fosse lei non Grazie, al solito ci mettiamo un po' lateralmente, oppure se restate così fermi viene meglio a distribuire le fave, forse se restiamo all'inizio fermi, poi ci spostiamo dopo. Se stiamo fermi che è meglio. Ora ci andiamo a